Visto e considerato che siamo ormai arrivati alle 2 ore e mezza, siamo arrivati alle 2 ore e mezza di discussione, direi che possiamo chiudere qua con, avevamo detto prima, altri 2 minuti dati a testa, però questa volta diciamo tema libero, nel senso ognuno di voi dovrà dire perché i cittadini di Musile dovrebbero votarvi, perché uno di voi il prossimo 7 agosto andrà a ritirare i capponi, il 7 agosto andrà a ritirare i capponi. Avete preso un colpo, non è che dovete avere altri 3 mesi di campagna elettorale, no, fra poco si vota. Allora, cominciamo e ricominciamo con Osvaldo Biancon, Movimento 5 Stelle. Votateci perché porteremo trasparenza, democrazia diretta, quorum zero all'interno del comune. Potrete partecipare direttamente alle scelte e sarete protagonisti voi degli investimenti nel territorio. Questo. Gianluca Forcolin con Forcolin per Musile. Beh, io ovviamente sindaco uscente con la possibilità di fare il secondo mandato chiedo sicuramente ai cittadini il voto per il sottoscritto, per la riconferma e per la mia squadra, una squadra per certi versi nuova e per altri appunto consolidata dall'assessore uscente Tamai, dal capogruppo Il Ferio Persico, dal consigliere Stefano Vinale e con altri appunto giovani leve, giovani candidati consiglieri con tanto entusiasmo di dare il voto a una continuità di programma che deve completare, come nella logica delle cose, nel medio termine appunto dei 10 anni, un sindaco uscente che chiude appunto determinate azioni amministrative anche importanti legate alle infrastrutture, legate ai servizi, oggi legate particolarmente al sociale, viste le difficoltà dei nostri cittadini, quindi il baricentro è stato spostato verso questo tipo di problematiche. Ringrazio per queste iniziative e per il baricentro che è stato spostato a livello politico, l'associazionismo e il volontariato di Musile, perché è lo strumento, è il braccio operativo dell'amministrazione comunale per superare queste difficoltà. Quindi chiedo la fiducia per continuare a camminare con voi in questo percorso che abbiamo disegnato in questi 5 anni e vogliamo portare avanti nei prossimi 5, con un ultimo elemento, visto che nel 2008 sono stato eletto alla Camera dei Deputati e nella mia maggioranza era un valore aggiunto perché testimoniava un deputato a Musile di Piave, un evento storico, un valore aggiunto per il territorio anche dal punto di vista economico. Oggi qualcuno dice i tempi sono cambiati, che ci vuole un sindaco presente tutti i giorni, quindi non va più bene il deputato. Mi rassicuro di dire a questi candidati che l'anno prossimo non mi ricandiderò più a Roma, ma sarò qui presente per i prossimi 5 anni a fare il sindaco di tutti i cittadini di Musile. Luciano Carpenedo, candidato per la lista Luciano Carpenedo, sindaco. La mia lista è una lista civica e ho con me la maggioranza della giunta che ha governato, ahimè, causa l'assenza per questi impegni importanti che ha il sindaco, ha governato tuttavia con fiducia, con disponibilità il comune di Musile. E ascoltatemi, cos'è sto è? Cos'è sto è? Educazione vuole ascoltare, e quindi ascolti, scusa sta. No, è una giunta che ha governato, che ha portato a casa progetti e che si è fatto carico di responsabilità che competevano a un sindaco. Questo mi ha fatto capire che ci vuole veramente la presenza di una persona che ascolti e che dia valore alle istanze dei cittadini. E il mio progetto, il mio programma si basa su lavoro, famiglia e sviluppo. La nostra comunità è come una grande famiglia, ma gli manca un capofamiglia, un padre di famiglia che a cui fare riferimento. Ho un gruppo di persone che merita di essere votato e quindi votatemi, perché sicuramente con queste persone realizzeremo il futuro delle vostre famiglie, di voi e del comune di Musile di Piave. Votatemi perché è un'occasione unica, ho persone competenti, persone preparate, persone con esperienza con i quali posso portare avanti un programma che qui è scritto, che potrà dare finalmente a questa comunità la serenità per portare avanti i progetti che devono essere realizzati. Quindi vi chiedo fiducia, datemi la possibilità di esercitare la mia presenza e la mia esperienza di assessore e spero fra poco di sindaco. Grazie a Luciano Carpenedo e a questo punto chiudiamo con l'appello al voto di Massimiliano Capiotto, Progetto Democratico. Sì, Musile per la città del Piave è il nome completo della nostra lista.
perché questo è un po' il nostro obiettivo principale, che è quello del rilancio della città del Piave come era stata concepita anni fa. Perché votare noi? Beh, innanzitutto avete appena visto lo scambio di vedute dell'amministrazione uscente, quindi di come per almeno 3 anni si è amministrato a Musile, nel segno della litigiosità, capisco anche le persone presenti in aula che sono ben schierate da parte si sa benissimo da che parte state, non serve fare tante acclamazioni su quello che sto dicendo, ma quantomeno ascoltare penso sia un'educazione che sia ben per pochi a questo punto, da quello che vedo. Dico perché votare noi, perché credo che la nostra lista sia la lista più trasparente dal punto di vista amministrativo. Noi parliamo di trasparenza e di concertazione e partecipazione, ma noi lo possiamo dire perché siamo la nuova lista che si presenta alle amministrative, non lo possono dire loro. Partecipazione e trasparenza, perché in 5 anni di governo non hanno mai partecipato a provvedimenti che hanno inciso sulla sfera sociale ed economica del territorio di Musile. Ne cito 4: Terzo Ponte sul Piave, hanno presentato un progetto nel quale non hanno avuto poi la forza di portarlo avanti per forme e dimensioni. Il PAT è stato un provvedimento calato dall'alto nella testa dei cittadini senza un minimo di concertazione. La Treviso Mare a pagamento pure, e la TAV sappiamo benissimo di quello che è stato il percorso fatto durante l'iter della TAV, dove il sindaco ha sottoscritto con Kiss un documento e poi ha cambiato idea solo per sentori di cambiamento del vento. Ecco, questo è il motivo per votare la nostra lista, una lista nuova, una lista giovane, formata per 14/17 da persone che sono nuove alla politica, e quindi vi chiediamo il sostegno per questo motivo qui. Grazie.